Buongiorno e ben ritrovati con Ore 13, ci avete scoperti mentre stavamo parlando io e Paolino Barbiero, quindi un primo spoiler sui miei ospiti e magari ne accenneremo anche, stavamo parlando della corsa dei camerieri, abbiamo parlato che nel TG e magari ne faremo anche un accenno poi parlando del 1° maggio. Allora buongiorno, ben ritrovati a Ore 13 CGIL risponde, oggi parliamo di assegni familiari con le novità in vigore dal 1° aprile, quindi da pochissimi giorni, e anche di pensioni, naturalmente proprio con Paolino Barbiero, segretario dello CGIL di Treviso. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno a Silvia Bresolin, direttore del patronato Inca dello CGIL. Buongiorno e ben ritrovata. E buongiorno anche a Giulia Baggioli, operatore del patronato Inca. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Ricordo a voi da casa lo 0422 1626 798, il numero per intervenire in diretta e per fare domande ai nostri ospiti. Allora, io ho detto, Silvia Bresolin, che dal 1° aprile sono state introdotte delle novità per quanto riguarda gli assegni familiari, ovvero che cosa succede, che cosa cambia rispetto a prima? Allora, ciò che cambia è che la domanda per gli assegni familiari, che fino a qualche giorno fa, prima del 1° aprile, poteva essere trasmessa, anzi portata direttamente al datore di lavoro, oggi non è più così, dovrà essere fatta in via telematica, che sembra cosa di poco conto, ma in effetti non lo è. Gli assegni familiari funzionano praticamente, l'anno degli assegni familiari parte dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Questo vuol dire che le domande si concentrano dal 1° luglio in poi o a ridosso del 1° luglio, quindi non appena una persona ha fatto la denuncia dei redditi il 7:30, di solito passa presso i nostri uffici, va nei nostri recapiti e chiede la compilazione, l'aiuto nella compilazione della domanda per assegni familiari. Questa si poteva fare anche cartacea, quindi uno, se era capace, riusciva anche a compilarlo da solo, oppure si rivolgeva ai nostri uffici e potevamo dare l'aiuto nella compilazione. Oggi questo si fa solo e esclusivamente in via telematica. Questo vuol dire che ciascun dipendente che ha diritto agli assegni familiari o si dota di un PIN personale, dispositivo, e riesce a entrare nel sito dell'INPS e compilare tutti i campi necessari, oppure l'unica altra soluzione è quella che si rivolgano al patronato Inca. Ecco, la blocco subito, come si fa ad avere questo PIN? In che modo? Diamo subito le prime informazioni proprio tecniche. Per fare il PIN dispositivo uno accede al sito dell'INPS, lì può fare la richiesta del PIN oppure si reca direttamente negli uffici dell'INPS. Dopodiché va fatta proprio l'istanza, va compilata la modulistica che c'è all'interno del sito. È chiaro che dirlo così può sembrare anche molto semplice, però alla fine poi insomma non è che sia così facile, soprattutto per chi lo fa magari una volta all'anno e quindi deve star lì a leggere tutto quello che sono le richieste, le domande fatte, e magari si rischia appunto di perdersi nei meandri della modulistica. E chi non ha un computer a casa cosa deve fare? Credo che l'unica alternativa che abbia, anzi non credo, sicuramente l'unica alternativa è quella di venire nei patronati, perché neppure i commercialisti, neppure il datore di lavoro potrà aiutare le persone a fare il modulo per gli assegni familiari, quindi questo diventa un limite, nel senso, cioè la preoccupazione qual è? È che a luglio arrivino una massa di gente, perché con INPS si quantificava che aventi diritto nella provincia di Treviso possano essere 50.000 persone. 50.000 lavoratori dipendenti. Anche pensionati, perché anche i pensionati hanno diritto agli assegni familiari. Alcune tipologie di pensionati hanno diritto agli assegni familiari. Gli assegni familiari per i pensionati però non hanno questa scadenza, quindi si possono fare anche in un altro modo. Di solito un pensionato che è già titolare di assegno familiare comunica con il modello RED i redditi che percepisce e continua a percepire gli assegni familiari anche per gli anni successivi. E anche se uno ha il computer a casa, però lei diceva, sottolineava il fatto che non è così scontato poi riuscire a completare tutto. In tal caso è possibile comunque avere tabelle. Ecco, quindi ci sono tabelle, quindi già uno si trova di fronte a anche magari ad un'impostazione che non è abituato a utilizzare nella quotidianità. È possibile eventualmente avere una consulenza telefonica con voi? In che modo può essere supportato nella compilazione a domicilio, a casa? Io credo sia un po' difficile dare la consulenza telefonica su questo, preferirei che le persone si rivolgessero direttamente a noi, chiaramente.
cioè non per niente l'Inca sta mettendo a posto in programma con la Camera del Lavoro l'ampliamento del personale che possa far fronte a tutte queste richieste. Quindi noi contiamo di assumere delle persone per un periodo stagionale, luglio, agosto, settembre, la dichiarazione dei redditi, diciamo, esattamente, insomma, che possa rispondere a tutte queste richieste, magari andare anche direttamente nelle aziende a fare dei recapiti con queste persone, formare i delegati delle aziende che possano dare un aiuto e raccogliere la documentazione direttamente nelle aziende per poi fare l'elaborazione presso i nostri uffici e restituire poi la ricevuta. Devono anche sapere le persone che, fatta la domanda in via telematica, non avranno il mese successivo l'importo pagato come succedeva prima con il datore di lavoro, perché il datore di lavoro dovrà attendere la comunicazione dell'INPS sull'importo effettivo da erogare, quindi potranno passare anche alcuni mesi. Questo è importante dirlo perché... Questo perché? Questo perché? La domanda che mi suggerisce perché questo? Perché il governo, lo Stato, valuta che sulla voce di spesa assegni familiari, che è la seconda voce di spesa dopo le pensioni in termini di consistenza, ci siano delle situazioni dove percepiscono assegni familiari persone non aventi diritto. Quindi il fatto di portare tutto in via telematica consente all'INPS di fare i controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, perché gli assegni familiari per averne diritto hanno come criterio d'accesso il reddito del nucleo familiare. Poi c'è il nucleo familiare con portatori di handicap, il nucleo familiare di separati, quindi ci sono 50 variabili, quindi aggiungo, anche se uno fosse bravo a lavorare col computer, deve conoscere le 50 variabili, perché poi fanno il controllo, se chiedi l'assegno familiare per un titolo invece è un altro, la domanda si blocca. E l'INPS ha stimato che sostanzialmente da questa operazione di inserimento telematico degli assegni familiari può ottenere un risparmio di oltre 500 milioni. Tanto è quello che si stima sia pagato in più, e non avendo una tracciabilità, perché le domande possono essere fatte attraverso l'INPS, attraverso i patronati, in proprio, attraverso l'impresa, attraverso i commercialisti, dicono diventa complicato. Avendo un'unica fonte noi siamo in grado in tempo reale di fare i controlli, non solo, come diceva la Silvia prima controllano e facendo i controlli corciati e poi ti dicono se ne hai diritto o meno. Quindi credo che sarà una situazione molto complicata, insomma, per noi, e per quanto ci prepariamo non sarà facile rispondere in modo puntuale. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, dove per esempio con un bando aperto per dare delle prestazioni ai familiari o ai dipendenti pubblici che abbiano bisogno di assistenza domiciliare o di interventi nelle case di riposo, hanno aperto il bando, si chiude dopodomani, è una settimana che proviamo a inserire le pratiche sull'INPS e non ne usciamo. Stamattina abbiamo chiamato, erano in ferie e ci hanno detto che vedranno rimettere a posto le cose lunedì, salvo che però martedì scade il bando, e solo noi a Treviso abbiamo una cinquantina di domande ferme che non riusciamo a spedire. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Buongiorno, io vorrei avere una delucidazione da quelli della CISL. CGIL. Io ho fatto un brutto incidente e sono andata avanti 8 mesi per rimettermi in sesto. Ho consegnato un mese fa tutti gli incartamenti, ricevute varie alla CISL qua del mio paese. Hanno fatto i contenti, però a me sembra che mi rimborsino proprio pochissimo. Vorrei sapere qualcosa, se è vero quello che mi hanno detto o se non è vero. Sì. Io ho speso 10.000 euro in 3 mesi e mi dicono che mi viene riscontrato solo 1.200 euro, mi sembra un po' troppo poco, no? Allora signora, è difficile intanto risponderle, uno perché noi non siamo la CISL ma siamo la CGIL, quindi deve rivolgersi a chi le ha fatto la domanda. Poi credo che lei parli del CAF che le ha compilato la denuncia dei redditi, quindi dove lei voleva scaricare le spese sanitarie che ha sostenuto, dico bene? Sì. Lì, signora, chiaramente dipende dal suo reddito, poi tra l'altro a lei forse sembreranno poco, ma sa che più bassa è il suo reddito, meno IRPEF lei paga e meno può recuperare, quindi è molto soggettivo
credo che debba chiedere spiegazioni, se non è proprio convinta, a chi le ha fatto la denuncia dei redditi e si faccia dare il dettaglio di che cosa è stato fatto. No, perché dicono che danno un rimborso anche del 20%, ma a me non sembra. Sì signora, però dipende, sa che si può avere un rimborso nella misura in cui si paga, quindi se lei paga poco IRPEF perché ha un reddito basso può anche recuperare meno di quello che si aspetta. Comunque c'è un tetto anche, no? Sì, sicuramente Vabbè. ci sarà anche un tetto. In bocca al lupo signora. Okay, grazie. In bocca al lupo, quindi abbiamo capito Paolino Barbiero che tutto va bene fino a quando non si bloccano poi i computer, il sistema informatico. Adesso informatizzare tutto ha degli aspetti positivi, ma dall'altro insomma rischia di giocare la macchina, di incepparla Specialmente perlomeno. quando si parte, cioè facciamo l'esempio delle discussioni che abbiamo avuto all'inizio anno sulla fatturazione elettronica. Sembrava che cascasse il mondo, io ho avuto anche scontri importanti in alcune trasmissioni televisive, però adesso non sento più tutto, diciamo, il dibattito che c'era 2 mesi fa, e anche qui la cosa su cui bisognava fare il ragionamento è perché l'hanno fatta. La fatturazione elettronica è stata inserita perché preteso dalla Comunità Europea, perché attraverso la fatturazione elettronica è stato messo a bilancio dal governo attuale un recupero di X miliardi, quindi la devi fare, perché se non la fai non recuperi soldi. Poi chiaramente quando ci sono questi cambiamenti, tra l'altro fatti in tempi rapidi, senza un minimo di collaudo anche del sistema, pensiamo cosa vuol dire solo per Treviso in 3 mesi 50.000 accessi dentro al sistema per inserire gli assegni familiari. Moltiplichiamolo per tutte le province d'Italia, è chiaro che dobbiamo mettere in conto che la banda non reggerà, il sistema non funzionerà, ci saranno quelli che proveranno a forzare e quindi magari agendo anche con le password che l'Inca mette a disposizione qualche inserimento sbagliato può essere fatto, però è inevitabile, cioè si parte da un dato di fondo, questa operazione deve consentire allo Stato italiano di rientrare di 500 milioni, riusciranno a rientrare, lo vedremo, il punto vero è che mentre rientrerà ci saranno persone che prima lo prendevano e adesso non lo prendono più e poi magari chiameranno come ha fatto la signora per dire è giusto, allora quando sarà ora ne vedremo delle belle, come dire, però noi ci stiamo preparando per dare il servizio nel modo migliore e su questo tra l'altro nei prossimi giorni valuteremo anche con l'associazione di categoria, commercianti, artigiani, industriali, il sistema dei consulenti, cioè tutti quelli che prima interagivano con i lavoratori per questa questione degli assegni, di come trovare una soluzione, perché poi alla fine se prendi l'assegno un mese dopo, ma se lo prendi dopo 4 mesi, magari ci sono persone, famiglie che prendono anche 300-400 euro di assegni familiari, cioè gli cambia la vita, sul bilancio, chiaro? certo. E quindi dobbiamo anche fare tutto il possibile perché non ci siano tensioni di questo tipo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. No. Perdo, perché poi li perdo per tutto l'anno dopo. Di nuovo in diretta con Ore 13 CGIL risponde, abbiamo fatto un quadro un po' generale degli assegni familiari, adesso andiamo nello specifico con Giulia Baggioli per capire innanzitutto chi ha diritto a chiedere assegni familiari e quindi di inoltrarsi in questo meccanismo delle domande online. Diciamo che tutti i lavoratori dipendenti pubblici, i pensionati, i lavoratori che sono in disoccupazione, che percepiscono quindi l'ammortizzatore sociale, i lavoratori in cassa integrazione e i soci delle cooperative. Diciamo che poi una regola fondamentale che sta alla base, un requisito, è che il reddito del nucleo familiare provenga almeno per il 70% da un reddito da lavoro dipendente assimilato. Quindi, come si diceva prima, non è poi così intuitivo o facile capire, soprattutto perché nella compilazione degli assegni familiari ci sono dei redditi da dichiarare nella tabella A, che sono tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, poi che si trovano nella dichiarazione dei redditi, quindi magari una persona può anche intuitivamente, però ci sono dei redditi che vanno dichiarati nella tabella B se superano i 1.333 euro, che sono tutti i redditi che normalmente nella denuncia dei redditi o nel CUD non si trovano, quindi anche questo
richiede comunque un minimo di consapevolezza e conoscenza. La fermo un attimo per capire dove vanno a cercare, dove si vanno a cercare questi redditi nascosti. Un attimo, prima però abbiamo un telespettatore in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gianfranco da Padova. Prego, Gianfranco. Ecco, io volevo solo chiedere una cosa al dottore lì. È questa. Allora, lì, ho fatto l'ISEE per mia mamma che ha 97 anni e vive ed è in casa di riposo. Cosa è successo? Che lei prende 600 euro di pensione di reversibilità e con il reddito di cittadinanza eccetera dovrebbe avere uno scatto, cioè aumentare fino mi sembra ai 7,80 dovrebbe essere. Cosa è successo? Che mi hanno detto che praticamente prenderà molto meno perché lei non è in affitto. E allora dico, ma come? Perché non è in affitto prende meno però in casa di riposo che si paga sappiamo cosa costa, quindi non c'era il bilanciamento di questa cosa. È corretto o mi hanno detto una fesseria? No, è corretto perché la combinazione dell'ISEE ha due soglie, quella di 6.000 euro a cui si aggiunge l'altra quota per quelle persone che sono in affitto, mentre per chi è proprietario di prima casa non è proprietario di nulla mia mamma. È ricoverata in un istituto. Ho capito che è ricoverata, ma ha una prima casa o no? No. Allora non so chi gli ha dato questa informazione, però se non è... sono stato a un CAF praticamente. Però se l'ISE è sotto i 9.000 e non è proprietario di prima casa e non ha nessun reddito, ha una residenza con lei per caso? Dove è residente? No, è residenza nella casa di riposo. Ha l'accompagnatoria? Sì. E allora bisogna vedere perché fa reddito anche quello. Ho capito, quindi la somma con l'accompagnatoria più i 600 di pensione, certo. Quindi in teoria supera quella cifra lì allora? Certo. La 13esima, la 14esima sì. Poi. Ecco perché allora non viene, quindi è corretto allora? Sì. Ok, va bene, la ringrazio molto. Grazie. Grazie a lei. Questo grazie. è uno dei migliaia di illusi che pensavano di avere qualche aggiunta alla pensione, perché in questo caso stiamo parlando di pensione di cittadinanza, tanto è vero che le domande che abbiamo presentato noi si possono contare sulle dita di una mano, mettiamola così, o poco più, e tra l'altro alcune di quelle che abbiamo presentato poi gli dicono che per l'effetto di una combinazione dei criteri e degli sbarramenti che hanno messo per accedere all'aumento a 780 non ne hanno diritto, vedi la prima casa, vedi questo caso della persona che ha l'accompagnatoria, quindi alla fine molte sono le persone che avevano queste attese, poche sono quelle che avranno un minimo di ristoro in più rispetto alla quota. Giulia Baggioli, stavamo dicendo, nelle tabelle abbiamo una parte in cui i dati si possono trovare più o meno facilmente nella dichiarazione dei redditi, però ci sono altre voci che nella dichiarazione dei redditi non compaiono. Di cosa stiamo parlando e dove si possono stiamo trovare? parlando delle vincite o dei titoli di Stato postali, oppure per esempio l'INA, il temporaneo, l'indennizzo INA il temporaneo, che appunto non è una questione appunto sì, non è una cosa fissa, quindi probabilmente sono cose che magari non tutti sanno che vanno messe nella tabella B. L'invalidità civile, l'assegno per l'invalidità civile, ciechi civili, sordomuti, tranne le indennità che non vanno dichiarate, però anche queste cose che magari come in certe cose vanno dichiarate, in certe no, in questo caso vanno dichiarate nella tabella B. Sembra una giungla di termini e cioè, è così facile poi intuire quelle che sono le possibilità, cioè uno magari legge e dice vabbè devo mettere dentro cos'è la vincita o comunque vabbè è così immediato oppure sono questo appunto chi si rivolge al patronato ha anche non la pura compilazione del modello, ma anche
una consulenza, diciamo una spiegazione, perché per esempio anche il discorso che il 70% deve derivare da un reddito da lavoro dipendente, magari può succedere che si arriva al nucleo familiare dove il marito è lavoratore autonomo e la moglie è casalinga, magari si recano ai nostri uffici perché vuole l'assegno al nucleo familiare, però non gli spetta perché appunto è un lavoratore autonomo, oppure ha iniziato quest'anno come lavoratore dipendente e ha chiuso la sua attività, ma quest'anno, siccome si guardano i redditi 2018, non gli spetta e quindi è tutto un po'... Se posso, come il caso di prima, sua mamma potrebbe avere diritto a un assegno familiare per se stessa. Bisogna vedere se appunto ha versato contributi da lavoratore autonoma o da lavoratrice dipendente. Siccome è inabile perché per essere in casa di riposo alla legge 104 e all'invalidità al 100%, è previsto l'assegno familiare per se stessa e noi abbiamo visto che andando a fare questo servizio specifico nelle case di riposo la stragrande maggioranza delle persone non lo sa, vuoi perché a una certa età si dimenticano tutto e magari i familiari non sono così attenti a valutare anche questa opportunità e sono 50 euro netti per 12 mesi, quindi c'è anche questa condizione che tanti non sanno. Per quanto riguarda, vedo sulla locandina, adesso si fa fatica, abbiamo, grazie a Paolino Barbiero, il suggeritore qui vicino a me, questa è la locandina dove ci sono diciamo, i dettagli per accedere. C'era una voce in particolare che mi incuriosiva che adesso andrò subito a chiedere a Giulia Baggioli, prima però il nostro telespettatore, la nostra telefonata. Pronto? Buongiorno, senta, un saluto a lei e ai suoi ospiti. Volevo un'informazione. Io mi trovo adesso, sono un operaio, ho iniziato a lavorare a 18 anni, regolare, adesso 51. Ho 33 anni di versamenti. 2 anni fa ho avuto un grave infortunio che il datore di lavoro ha dovuto licenziarmi perché appunto ho avuto un grave problema. Adesso mi trovo con 33 anni di versamenti, sono stato licenziato 2 anni fa, ho fatto 2 anni di nasti e l'INAIL mi ha riconosciuto una invalidità, cioè sono andato in rendita e percepisco attualmente 502 euro di rendita dell'INAIL perché ho un 40% di invalidità riconosciuta. Adesso io ho finito la NASPI in febbraio e non ho alternative perché lavoro non riesco a trovare perché ho problemi seri. Ho chiesto l'assegno ordinario l'INPS 2 volte e mi è stato respinto. Adesso sinceramente un consiglio da voi perché mi trovo con dei risparmi messi via. Mi conviene pagare volontario gli anni che mi mancano, cioè gli assegni che adesso io pago volontario all'INPS hanno la sua valenza per un domani andare in pensione perché altre alternative ahimè non ho. Volevo un consiglio magari dal signor Barbierato o dalla signora che adesso vedo in trasmissione. Ecco, tutto qua. Grazie. Silvia Bresolina, prego. Allora, lei mi dice che è stato licenziato a seguito poi di un grave infortunio che le ha dato una rendita del 40%. Intanto io la inviterei, se non lo ha già fatto, a far controllare quel punteggio che le è stato assegnato per verificare se è corretto oppure no. Perché noi abbiamo un team di medici qualificati che possono fare la verifica di questo punteggio, eventualmente fare il ricorso o chiedere un aggravamento e capire se aumentare quella rendita di cui lei è già in possesso, se è possibile fare oppure no. Mi chiede se è bene che lei versi la contribuzione volontaria per maturare poi il diritto alla pensione. Un po' difficile dirglielo così. Sicuramente i versamenti volontari, la contribuzione volontaria che lei potrebbe versare è utile per maturare un diritto a pensione. È chiaro che sarebbe necessario verificare, vedere la sua posizione, quindi io la inviterei a venire presso i nostri uffici o l'ufficio a lei più vicino, adesso non ho capito dove abita bene, e far verificare sia quella rendita INAIL che ha già in mano e sia la sua posizione contributiva per valutare al meglio assieme che cosa e come possiamo proseguire. L'assegno di invalidità che le è stato respinto ovviamente perché l'INPS, almeno quello che posso presumere è questo, l'INPS glielo respinge perché lei ha già un'indennità relativa alla sua invalidità che è dovuta da infortunio. Grazie. Grazie, molto gentile, grazie. Grazie al telespettatore, grazie a Silvia Bresolina. Se non ho capito male, ha 51 anni, quindi se attende la pensione di vecchiaia deve aspettare i 70, però ha già 33 anni di contributi. Sì, 67 anni di età potrebbe andare, poi sì, 67, ma con l'attesa di vita rischia di andare a 70.
o giù di là, mentre se ha 33 anni di contributi e decidesse di versare i contributi volontari, se ha le risorse per farlo, deve farne 10 per arrivare a 43. Deve farsi un po' di calcoli, magari anche supportato da qualche... Il 43 gli consente di andare in pensione al 63 al posto di, con rendita piena, al posto di, bisogna vedere quanti risparmi ha. Cioè tutto che deve fare, esatto. Ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Chi ha gli assegni in corso deve aspettare giugno. Di nuovo in diretta con Ore 13 CGIL risponde subito una precisazione, chi vuole, se Silvia Bresolin o Paolino Barbiero. Chi in questo momento non è necessario faccia di nuovo la domanda. Sì, allora, coloro che stanno già percependo gli assegni familiari non hanno necessità di ripresentare la domanda, perché gli assegni familiari appunto vanno dal 1° luglio al 30 giugno, quindi li portano a scadenza, quindi fino al 30 giugno sono coperti. Coloro che devono farli in questi mesi sono i nuovi assunti, esempio, okay? Oppure chi deve rinnovare gli assegni familiari a far data dal 1° luglio, quindi chi ne è già titolare continua tutto come prima. Tranquillo. Sì. Altra cosa, i lavoratori dipendenti pubblici non devono fare la domanda telematica. Perfetto, quindi cosa devono fare invece loro? Nulla, si arrangiano con l'amministrazione come prima. Ecco, vi stavo facendo vedere prima questa locandina nella quale è specificato i lavoratori dipendenti delle aziende ad esclusione di quelle agricole. Mi viene da chiedere, Silvia Bresolin, per i lavoratori delle aziende agricole che cosa succede? Sì, non è necessario. Nemmeno per loro? Nemmeno per loro fare la domanda telematica, continueranno a o chiedere il pagamento direttamente in azienda oppure chiedere il pagamento diretto all'INPS, dipende dalla tipologia di lavoro agricolo. Adesso io sinceramente non ricordo bene, ci sono OT e OTD, quindi quelli a tempo determinato o tempo indeterminato che hanno casistiche diverse, però non rientrano in queste domande da ripresentare in via telematica. Chiarissima. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Prego, buongiorno. Niente, io volevo chiedere a Barbiero o se no alle signore. Mio marito percepisse una pensione, premetto che era ex INPDAP, faceva il portalettere, praticamente percepisse 1.267 euro adesso, quest'anno. Gli assegni familiari praticamente, io sono a carico di mio marito, percepisse 25 euro. È giusto o non so, perché da tanti anni non sono mai aumentati questi assegni del nucleo familiare. Domanda più che lecita, Silvia Bresolin, prego. Grazie, arrivederci. Grazie a lei signora Nadia, grazie. Se questi 25 euro sono corretti o meno è un po' difficile, perché lo diceva prima bene Paolino, sono circa 50 pagine di assegni familiari, io veramente non le ricordo. È chiaro che l'assegno familiare viene dato in base alla composizione del nucleo, quindi voi siete 2 persone nel nucleo familiare e viene dato sulla base del reddito lordo che percepisce suo marito, quindi lei parlava di 1.200 saranno sicuramente i netti, avrà 1.500 euro lordi moltiplicato per 13, se c'è anche la casa d'abitazione va considerato anche questa, quindi io posso solo dire, se lei ha dichiarato i redditi corretti, l'INPS difficilmente sbaglia l'importo da erogare. Chiaramente poi, tra l'altro, trattandosi di un reddito solo dovuto da pensione, l'INPS ha già il dato acquisito al suo interno, quindi insomma gli importi degli assegni familiari ritengo siano corretti. Se ha qualche dubbio, signora, venga pure negli uffici dello SPI o della CGIL e noi faremo una verifica. Giulia Baggioli, una domanda che mi viene così ascoltandovi. All'interno di un nucleo familiare, mettiamo che ci sono marito e moglie che lavorano, chi dei due può chiedere l'assegno familiare? Allora, diciamo chi ha maggior convenienza, o comunque in caso di persone legalmente sposate, comunque si va a vedere il reddito del nucleo familiare, quindi di tutte e due. La domanda va a porsi nelle situazioni in cui magari le persone non sono legalmente sposate e quindi una persona deve fare uno step prima, ovvero chiedere l'autorizzazione all'INPS. Allora lì
quando uno dei due genitori viene autorizzato, il nucleo, quindi il reddito da individuare è solo della persona che è autorizzata, quindi di norma chi ha un reddito più basso chiede questa autorizzazione, perché come ho detto la difficoltà sta anche nell'individuare il nucleo, perché ci sono situazioni in cui appunto si prevede la richiesta di un'autorizzazione a percepire gli assegni, per esempio appunto di fronte a persone non legalmente sposate o a persone legalmente separate o divorziate, oppure in caso di nonni che vogliono percepire gli assegni familiari per i nipoti, oppure lavoratori stranieri con il nucleo familiare residente all'estero. In tutti questi casi bisogna fare uno step prima, ovvero chiedere un'autorizzazione all'INPS, l'INPS emanerà questo provvedimento, poi col provvedimento in mano si passa a fare la domanda telematica di assegni al nucleo. Dovrei forse rivolgerlo a qualcuno dell'INPS, ma succede che non venga data questa autorizzazione, e in che casi può non essere autorizzata? Giulia o Silvia Bresolin? Succede che appunto può succedere. sentire l'autorizzazione uno già si mette un po' sul chi va là dicendo mamma mia che cosa devo fare per venire autorizzato, cioè che cosa deve anche presentare, in che modo allora dirle viene che valutata. cosa deve presentare è un po' difficile, Di competenza dell'INPS? No, competenza nostra sicuramente, casi. solo che bisogna individuare e capire bene qual è il nucleo familiare. Può capitare che venga rigettata la domanda sì, se non è presentata tutta la documentazione necessaria, oppure in casi, adesso faccio fatica a fare un esempio, ad esempio un lavoratore straniero con la famiglia residente all'estero, non tutti i lavoratori stranieri, bisogna vedere da quale paese proviene la persona, quindi se ci sono le convenzioni, se non ci sono le convenzioni, se un lavoratore straniero ha ottenuto la cittadinanza italiana, questo è un caso diverso ancora. Poi i residenti all'estero bisogna anche produrre documentazione rilasciata proprio dallo Stato estero che dimostri che i familiari i residenti all'estero non siano titolari di reddito da lavoro, di terreni, di altre rendite. Quindi in caso di mancanza di documentazione può essere che l'INPS respinga la domanda. Noi in genere se partiamo con una domanda di autorizzazione lo facciamo perché abbiamo verificato che quel nucleo ha diritto a ottenere un'autorizzazione. Quindi voi fate un primo filtro, siete un filtro importante. Sì, ovvio, non facciamo la richiesta di autorizzazione per qualsiasi persona, ma dove lo riteniamo necessario e ci sia il diritto. Cioè dove sappiamo che la respingono non la facciamo perché perdiamo tempo noi, l'INPS e poi anche la persona, però delle volte ci sono persone che insistono perché loro ritengono di dover prendere l'assegno familiare, però un conto è quello che uno desidera, giustamente, l'altro conto è che le norme lo stabiliscono o meno. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ho 3 malattie croniche, ho un'invalidità al 100%. Posso fare domanda? Sì, prego. Posso fare domanda di avere un po' di soldi in più e almeno posso trovarmi qualcuno che esco di casa? Fa una domanda difficile, nel senso che se mi parla di tutte queste malattie io potrei solo dirle che richiede un aggravamento dell'invalidità civile, l'INPS, la Commissione ASL potrà valutare se ha diritto all'indennità di accompagnamento. Io ho il 104%. Sì, avrà il 100%, credo, 104 forse 104. Lo confonde con la legge 104 che è l'handicap. Sì. Ma io immagino che lei abbia più di 67 anni, dico bene? 72. Perfetto, allora con il 100% non porta a casa nessun indennizzo da parte dell'INPS, dovrebbe richiedere eventualmente l'indennità di accompagnamento che viene però concessa solo a coloro che non hanno l'autonomia necessaria per compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi se ritiene di essere... Però... Dica. Scusi. Io ho 69 anni che sono ammalato, nessuno mi ha mai dato niente, 69 anni che sono ammalato. Ma lei prende una pensione? Lei prende anche una pensione? Prendo la pensione di invalidità, si figuri. Prende la pensione di invalidità, quella calcolata sulla base dei suoi contributi, dico bene? Sì. Ok, ha la casa di proprietà? No.
Ok, quindi è in affitto? Sì. Sì, ha provato con il reddito di cittadinanza a fare la richiesta dell'ISEE per vedere se può rientrare no, o meno? non ho provato niente, perché se mi venisse respinta mi arrabbierei molto. Da dove sta chiamando? Mi scusi, lei la chiama da dove? Io? Sì, In provincia di Padova. dal Padovano. Deve andare a un CAF più vicino a provare a verificare se con l'ISEE è dentro ai termini e poi glielo dicono loro prima se la domanda ha possibilità di essere accolta o no. Quindi insomma noi non presentiamo le domande quando verifichiamo che non ci sono le condizioni. Quindi conviene andare al suo CAF della CGIL più vicino nel comune dove abita e fa questa verifica, perché Faccio un tentativo e magari... alla fine il problema è i soldi sono pochi, questo lo abbiamo capito, per vedere se ce ne sono di più, per vedere se non sono di più non basta, come si dice, lamentarsi come sta giustamente facendo lei, bisogna vedere se c'è un diritto, se c'è un criterio, quelli che noi chiamiamo molto spesso diritti inespressi, cioè la possibilità di avere qualcosa in più che però magari non ha mai verificato, perché le norme sono tante, per esempio anche il SE da solo può avere diritto all'assegno familiare se ha la 104. Lei è molto bravo, però io sono molto bravo a essere amato, perché ho fatto un infarto, ho la diabete, sono anemico e sono epilettico. Cosa vuole di più? No, ma allora, siccome la ringrazio. Allora la questione non è essere di bravo, allora, la questione, io posso rispondere comunque ai telespettatori, perché se chiama la questione non è essere bravo o no, se ha un problema non lo possiamo risolverlo in trasmissione, perché abbiamo fatto 8 domande e dovremmo farne altri 50. Noi mettiamo a disposizione il nostro CAF, la nostra professionalità per verificare se ha i diritti. Se ce li ha, li faremo valere, se non ce li ha faremo la battaglia per cambiare la norma e la legge, perché magari cambiando la norma e la legge dà risposta ai problemi che ha lui come tanti altri che ci saranno in giro per l'Italia. Ma se poi la questione è che pensa che noi sappiamo tutto e lui sa più di noi, è inutile che ci chiami. No? Diciamo che forse c'è un po' di sfiducia nel sistema, Ho capito, però se io ho sfiducia verso il sindacato non lo chiamo. Se io ho sfiducia nella farmacia non vado in farmacia a prendermi una medicina, sto a casa e mi tengo il mio male. Se invece la vuole superare, io lo capisco e comprendo queste situazioni perché le vediamo tutti i giorni, però delle volte bisognerebbe fare in modo di lamentarsi quando non serve. Siamo qui per risolvere i problemi, poi non sempre ci riusciamo e lo facciamo sia sotto l'aspetto della tutela individuale, seguendo le norme, sia sotto l'aspetto della tutela collettiva, facendo le battaglie per cambiare le norme che noi riteniamo giuste. Per esempio le norme sul reddito di cittadinanza e sulla pensione quota 100 le hanno fatte, sono contenti quelli che ci vanno, ma di equità c'hanno poco rispetto alla situazione che si doveva cambiare sull'abrogazione della Fornero. Lo abbiamo detto in tutte le salse. Giulia Baggioli, 2 dati tecnici, che cosa bisogna avere in mano quando si arriva presso i vostri sportelli per questi assegni? Allora, per la compilazione dell'assegno nucleo familiare sicuramente la carta d'identità, il codice fiscale del richiedente, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare e ovviamente i redditi, quindi i redditi assoggettabili a IRPEF, quindi stiamo parlando di 730 o comunque denuncia dei redditi, oppure se una persona non fa la denuncia dei redditi, il CUD del lavoro, se ovviamente c'è la casa di proprietà ci serve anche la rendita catastale della casa, quindi sempre se una persona non fa la denuncia ci sarà l'atto di compravendita o comunque dove si possono recuperare. Poi se ci sono altri redditi ovviamente portare tutti i documenti di questi redditi. Grazie, abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, Pronto? buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, volevo fare una domanda per mia figlia. Mia figlia è in disoccupazione da 1 anno e mezzo, no? E nel frattempo ha avuto anche un'altra bambina, adesso ha 2 figli. Il suo compagno, sono conviventi, voleva fare la richiesta degli assegni familiari retrodatata. La mia domanda è questa: per quanti anni si può chiedere come retrodatazione gli assegni familiari? Domanda chiarissima, la ringrazio, le diamo una risposta però subito dopo qualche secondo di pubblicità. Resti in onda, le risponderemo subito. Pubblicità tra poco.
in diretta, ci siamo lasciati con la telefonata di una nostra telespettatrice che chiedeva per la figlia che è disoccupata da 1 anno e mezzo, ha avuto nel frattempo un secondo figlio, il convivente vorrebbe presentare una domanda per assegni familiari retrodatate, chiedeva per quanti anni vale questa retroazione. Si può andare indietro fino a 5 anni, quindi per assurdo una persona si può dimenticare di chiedere gli assegni familiari per 5 anni, sa che poi farà la domanda e quindi prenderà gli arretrati. Nuclei numerosi, cosa succede? Allora, c'è la possibilità, gli assegni familiari normalmente si percepiscono per i figli fino a quando hanno 18 anni. C'è questa possibilità di richiedere l'autorizzazione all'INPS per nuclei numerosi, ovvero che hanno più di 3 figli, con figli che hanno all'interno, con figli che hanno meno di 21 anni, che sono o studenti o apprendisti. Perfetto. Per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratti a tempo determinato, la domanda verrà aggiornata? La valutazione della domanda di prima, che per persone che sono legalmente sposate a chi conviene chiedere gli assegni familiari, si può fare la valutazione che se una persona ha contratti a tempo determinato, quindi cambia spesso, sa che ogni volta che cambia datore di lavoro deve presentare la domanda al datore di lavoro nuovo, quindi se l'altro coniuge ha un tempo indeterminato, diciamo, è più facile perché c'è più continuità, insomma. Ricordiamo le scadenze, le tempistiche per tutto questo? Allora, come l'assegno nucleo familiare va dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno dopo, quindi la domanda generalmente si presenta dopo il 1° luglio, insomma, sta di fatto che se ci si dimentica o per vari motivi si può andare a ritroso di 5 anni. Abbiamo cercato di fare un po' un quadro di quella che è la situazione assegni familiari con le novità introdotte appunto dal 1° aprile di quest'anno. Uscendo un attimo da quello che è l'argomento, Paolino Barbiero, ci aspettano delle giornate importanti che vedono anche il sindacato in qualche modo protagonista a partire da domani 25 aprile, già voi avete fatto un'anticipazione oggi con una celebrazione, cosa è successo oggi a Treviso? Questa mattina noi, proprio in virtù di un progetto che lo SPI nazionale sta portando avanti in tutto il territorio, quindi anche a Treviso, il cosiddetto progetto Storia e Memoria, abbiamo anche in continuità con un libro che abbiamo presentato la settimana scorsa sulla Resistenza a Treviso, deposto 2 corone, una nelle officine delle ferrovie e l'altra in stazione a Treviso, appena si esce dalla stazione sulla destra, dove c'è una lapide che ricorda i caduti uccisi dalla guerra, caduti ferrovieri. Quelli che tra l'altro hanno anche aiutato la Resistenza, hanno aiutato anche a salvare molti ebrei che erano perseguitati dai nazifascisti. E mentre ricordiamo questo, ci prepariamo anche a partecipare alle iniziative che avvengono domani a Treviso città, insomma, con i nostri pensionati e le nostre bandiere. Perché, lo dicevamo proprio stamattina, noi oggi abbiamo una libertà che ci è stata consegnata da chi ci ha rimesso anche la vita, è stato ucciso. E di questo, al di là delle discussioni che, anche perverse, che sento in queste ore ogni volta che ricorre il 25 aprile, dobbiamo ricordarci una cosa, che la libertà di parola, la libertà di governare democraticamente un paese è stata data da quelle persone che hanno rischiato la vita e sono morti per noi. Quindi non bisogna banalizzare questa ricorrenza, bisogna invece ricordarla, anche perché è stata una minoranza che ci ha permesso di uscire dal nazifascismo e oggi noi dobbiamo prestare attenzione che queste cose in forme diverse non avvengano ancora, cioè fare in modo che la libertà sia conservata, rispettando le opinioni di tutte, ma evitare che poi ci sia l'oppressione, ulteriore guerra e poi fare, come si dice, tutte le iniziative anche di contrasto all'interno del stesso popolo per avere quella democrazia e quella libertà che ormai abbiamo conquistato a 70 anni, insomma, in Europa, e che in altri paesi per diversi motivi vediamo che non è scontata, per 1000 motivi, poi si possono condividere o meno, ma di fatto credo che dove c'è la pace si viva meglio di dove invece ci sono tensioni, guerra, terrorismo e quant'altro. L'altra cosa poi importante è il 1° maggio. Che però ne parliamo subito con la telefonata. Chiedo scusa. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, io sono Luciano, la chiamo da Trieste. Buongiorno. Io ho una domanda che penso molti telespettatori si meraviglieranno, in quanto io percepisco gli assegni familiari per mia moglie, se non che da alcuni anni, una volta all'anno, l'INPS mi manda la lettera nella quale mi dice lei non ha diritto di percepire e me li tolgono, io devo pagare in 2 soluzioni quanto indebitamente percepito e succede che poi il mese dopo continuano a darmi la pensione con gli assegni familiari per mia moglie. Ecco, io vorrei sapere, ma cos'è che devo fare per non ricevere più questi assegni? Silvia Bresolin. Allora, io credo che semplicemente lei dovrebbe presentare il modello RED e questo dovrebbe essere sufficiente perché l'INPS si accorga che non ha più diritto agli assegni familiari, quindi smetta di pagarli e non riprenda più a pagarli. È un po' anomalo che questa cosa qua succeda da più anni e ripetutamente, perché può capitare il primo anno perché magari l'INPS ha ancora in memoria dei redditi dell'anno precedente e quindi possa pensare e presumere che lei ne abbia ancora diritto, ma fatto il modello RED e comunicato i suoi effettivi redditi, l'INPS accorgendosi che non ne ha più diritto poi smette di pagarle. Questo perlomeno, insomma, almeno qui a Treviso funziona così. Poi lei è di Trieste, non so se INPS di un'altra provincia possa avere modalità diverse, oppure inoltre una domanda di ricostituzione attraverso un patronato dichiarando che appunto lei non ha redditi che le permettono di prendere gli assegni familiari e io credo e presumo che questo possa essere sufficiente. Ecco, ma io questa domanda io l'ho fatta e l'ho fatta rivolgendomi ad un patronato. Sì. A questo patronato anzi a 2 patronati mi hanno detto no, guardi, in questi momenti è meglio non tirare fuori storie che poi le bloccano magari la pensione per un certo periodo. No, allora non esiste che la pensione sia bloccata, se lei fa una ricostituzione, comunica i redditi e c'è la tipologia proprio di ricostituzione fatta per gli assegni familiari, l'unico reddito che si prende in considerazione è quello dell'assegno familiare che le può essere bloccato, quindi a mio avviso questo è quello che dovrebbe fare, questo è quello che farei io. Sì, lo so, io continuo a meravigliarmi in quanto sono anni che questa storia va avanti. Quindi lei li prende, poi li restituisce, poi riprende e poi li restituisce ancora e così avanti? E così avanti. È una questione un po' anomala, questo vuol dire far lavorare tante persone per nulla. In bocca al lupo! Faccio un altro tentativo, magari questa volta verrà accolta la sua osservazione. Abbiamo 2 minuti, stanno già dando i titoli di coda, 1° maggio, naturalmente festa del lavoro e quindi protagonista. 1° maggio a Treviso, in Piazza dei Signori, dalle 10 in poi, i temi sono lo sviluppo bisogna farlo nella legalità e nella legalità bisogna fare in modo che ci siano i diritti per i lavoratori. I diritti partendo dal presupposto che se c'è meno precariato stanno meglio tutti, stanno meglio le persone, le famiglie, stanno meglio gli istituti che devono incassare i contributi di chi lavora continuamente e poi dentro a questo quadro abbiamo visto che sulla questione della legalità in una regione, in una provincia dove si pensava che fossero tutte rose e fiori, così non è, ci sono molte spine, quindi bisogna tenere alta l'attenzione alla legalità, perché dentro al sistema dell'illegalità per vario titolo, dalle penetrazioni della mafia, dalle situazioni di evasione e elusione fiscale, c'è quella che noi definiamo una miniera d'oro che potrebbe essere utilizzata per dare una risposta a tutte quelle persone che hanno chiamato oggi e ci hanno reso evidente come avrebbero bisogno di un maggiore sostegno di Stato sociale nel suo insieme. Oltre a questo noi come SPIA assieme alla FICAMS, che è la categoria del commercio, abbiamo ripreso a sostenere un'iniziativa che si faceva negli anni 50 dall'allora sindacato che si chiamava Federazione Italiana Lavoratori Alberghi e Mense, della gara dei camerieri, oggi Gran Premio dei Camerieri, che partirà alle 11 mi pare dal Battistero e percorrerà le vie di Treviso, passando anche a prendere gli applausi in Piazza dei Signori dove ci saremo noi, perché vogliamo rappresentare anche quel lavoro e come quel lavoro è cambiato
negli ultimi 70 anni, perché basta guardare le foto del 1950 e i camerieri erano tutti uomini, basta andare adesso in un ristorante, in una pizzeria o in una mensa e si vede come non ci siano solo gli uomini, ci sono le donne, non ci sono solo italiani, ma ci siano anche stranieri. E quindi capire che nel mondo del lavoro e nella società ci sono cambiamenti e i cambiamenti vanno gestiti, vanno difesi dentro a un rispetto di regole che vale per tutti. Grazie a Paolino Barbiero, grazie a Silvia Bresolina, grazie a Giulia Baggioli. Il 1° maggio in Piazza dei Signori. Tutti il 1° maggio in Piazza dei Signori. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.